tonde, allungate, a buccia scura, screziate, buccia chiara, per non parlare di quelle buccia gialla, polpa rossa, buccia verde, polpa gialla. Sinceramente io non ho mai visto tante angurie diverse, tanti cocomeri diversi, di varietà diverse come in questa giornata, qui in questa Open Day della Cora Seeds. Alessandro Bacchi, che è Product Manager, quante sono? Quante ne avete portate qua di varietà di angurie e quante ne avete voi in realtà? Beh, diciamo che questa settimana ai nostri Open Day ospitiamo circa 120 persone in oltre 40 paesi, quindi dobbiamo cercare di proporre qualcosa che può essere in linea con le esigenze dei vari mercati che abbiamo non solo in Italia, dove abbiamo oltre il 50% del nostro fatturato, ma anche nei oltre 60 paesi in cui esportiamo. E chiaramente ogni mercato ha le sue esigenze, le sue specificità, le sue condizioni in cui le angurie vanno coltivate o anche i consumatori riconoscono il prodotto e quindi di conseguenza noi dobbiamo essere in grado di poter offrire per ognuna di queste esigenze delle varietà che possono essere innovative, con qualcosa che porti anche a livello di gusto, di sapore, di italianità in giro per il mondo. Quindi qui oggi abbiamo circa 100-105 varietà che sono il frutto di anni di ricerca, perché noi dal 2006, quando siamo nati da subito, abbiamo iniziato a lavorare nel mondo dell'anguria e fino a settimana scorsa eravamo in campagna con i nostri ricercatori dentro campi di oltre 800 varietà. Diciamo questo è il lavoro che facciamo ogni anno per poter mettere a punto quelle che sono appunto le varietà più valide dal punto di vista sia produttivo, quindi la possibilità di ambientarsi in campo, supportare le varie stress ambientali e climatici, ma anche all'insorgenza di nuove patologie che si sviluppano in queste nuove situazioni di appunto caldo-umido che fino a po' di anni fa non erano presenti. Chiaramente è una sfida molto complicata per i produttori poter produrre un qualcosa di soddisfacente dal punto di vista delle rese commerciali, ma ovviamente anche poter portare la qualità che il consumatore, tutta la filiera ha bisogno. Noi sappiamo che l'Italia esporta la buona parte, soprattutto nei periodi di aprile, maggio, giugno, gran parte della produzione di anguri viene esportata all'esterno, al di fuori dell'Italia, quindi è un prodotto che deve essere chiaramente valido dal punto di vista della tenuta, della shelf life in campo, ma anche in post raccolta, ma soprattutto che sia soddisfacente dal punto di vista organolettico, a livello di aroma, a livello di colore. L'anguria deve essere rossa, noi abbiamo sviluppato il colore triplo rosso nelle angurie, una volta erano rosate, noi abbiamo cercato di portare qualcosa che è anche importante per l'occhio, ma è anche conseguenza di una concentrazione elevata di sostanze anche antiossidanti come il licopene e altre cose che fanno anche molto bene alla salute. Fra le caratteristiche, questa ne vediamo una che è praticamente senza semi, ce ne sono altre invece che di semi sono ricchissimi. Anche su questo il consumatore si indirizza ed è attento. Diciamo che in Italia per esempio abbiamo una segmentazione del mercato delle angurie importante perché partiamo le chiamiamo angurie diploidi, quelle col seme, di cui noi siamo stati innovatori oltre 10 anni fa, portando sul mercato varietà mini, quindi mini angurie di cui abbiamo circa il 90% del mercato in Italia, con il microseme, quindi un'anguria piccola con seme piccolo, poco numero di semi, cavità inesistente, permette di avere anche lì una buona tenuta in post raccolta, quindi poter anche conservare sia per il mercato italiano sia anche per l'esportazione un prodotto sempre di qualità. Sono varietà per poter essere trapiantate per esempio partendo dalla Sicilia in serra sin da metà gennaio per poi andare avanti fino a metà giugno e in ogni periodo, a seconda che sia serra, che sia tunnel, mini tunnel o piano campo, chiaramente è necessario avere la varietà adeguata per poter mantenere le caratteristiche di dimensione, di qualità e di resa che deve essere appunto adeguata sia per il produttore sia per la grande distribuzione. E questo si manifesta anche nella nostra nuova genetica, nelle angurie sempre col seme ma di grandi dimensioni. Noi lavoriamo per esempio in Centro Europa, Est Europa, paesi che ancora non hanno il concetto della mini anguria. Allora hanno ancora il concetto, come avevamo noi anni fa, dell'anguria maxi. Bene, noi siamo riusciti, quest'anno lo stiamo promuovendo con nuove varietà come per esempio merengue, varietà che sono di dimensioni grandi, quindi angurie oltre anche i 12 kg, ma sempre col concetto del microseme, cavità piccolissima, quindi abbiamo portato il concetto delle mini angurie anche sulle angurie grandi. Chiaramente non è corretto dire senza semi perché seedless vuol dire con meno semi tecnicamente. E qui con noi per esempio abbiamo Samba che è la nostra varietà di punta che abbiamo in Italia e non solo, in tutto il mercato europeo, che è una varietà di anguria seedless, ben appunto, a buccia nera, che tra l'altro presenta una caratteristica molto importante, cioè la capacità di poter allegare e di avere una buona resa anche in condizioni difficili per queste tipologie di angurie, cioè con gli sbalzi termici e anche nei trapianti anticipati. Questo permette sia a chi programma le produzioni sia a chi le riceve di poter rispettare il più possibile i calendari di raccolta, ma anche di avere un prodotto più qualitativo dal punto di vista dell'uniformità della forma, della buccia, della pezzatura. Poi ci sono le curiosità, le citate all'inizio,
buccia gialla, polpa rossa, buccia verde, polpa gialla, e lì si va incontro all'occhio del consumatore. Beh, diciamo che ne abbiamo ormai per tutti i gusti, ormai si è iniziato anche nei pomodori già da qualche anno, avere il datterino giallo, arancione, verde e quant'altro, l'anguria perché deve essere da meno. Noi lavoriamo in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti per esempio, e lì già da anni esistono le fruit salad dove ci sono, l'anguria è molto meno presente a livello di frutto intero ma preparato, quindi a cubetti per esempio in un mix preparato dove si possono appunto trovare anche anguria rossa, anguria polpa gialla e quant'altro, poi esistono anche polpa arancio. Queste però oggi non le ho viste. Questa è la sorpresa per la prossima Prossimo volta. Open Day. Abbiamo detto che tra gli spazi di allargamento, di crescita della Coraseeds c'è la nascita di Coraseeds Iberica, e qui con me è proprio Francisco Solera che è il responsabile. La Spagna, del resto lo sappiamo, è un paese produttore importantissimo, è un competitor dal punto di vista dei nostri produttori, ma è anche un mercato molto interessante ovviamente per quanto riguarda il mondo sementiero. Francisco Solera, allora ci faccio un pochino un quadro della produzione spagnola, quanto si produce, quanto è interessante dal punto di vista delle sementi. Bueno, abbiamo parlato qualche minuti davanti di che la Spagna poter essere il tercer país en importancia nel mondo ortofruticola, perché il potenziale della superficie, il consumo de sementi en España tiene un valor aproximado de 450 millones de euros, que eso significa que estamos produciendo alrededor de 100.000 hectáreas entre cultivo de invernadero, cultivo de estufa, que son unas 35.000 hectáreas básicamente concentrada todo en Almería, en el sudeste, y habíamos como la segunda región importante que es Murcia, la región de Murcia, norte de Almería, que es una región importantísima para la cultura de brócoli y de lechuga, ¿cómo se dice en italiano? La tuca. Y luego tenemos otras regiones como es Cádiz y el centro de España, Valladolid y Segovia, que son muy importantes en la producción de carota, de porro. Y la tercera región importante es La Mancha, que es el centro-sur, debajo al sur de Madrid, que es una zona fortísima en producción de cipolla, de melancía, melanzana y melones. Melones, particularmente melones piel de sapo, que es el melone típico español. Entonces, estamos hablando de más de 100.000 hectáreas de horticultura, con 12 cultivos importantes que son pepperoni, tomate, citriolo, squash, zucchini, melanzana, que es berenjena, las tucas, brócoli, espinachi, es un cultivo muy importante en España también, cipolla, carota, porro. Abbiamo lasciato la mostra pomologica, abbiamo raggiunto le serre per parlare di pomodoro. Nunzio Guastella, product manager per il pomodoro. E allora, intanto, quanto conta per voi il pomodoro? Mi sembra che gli investimenti siano importanti, e che cosa ci riserva anche la ricerca sementiera in questo campo? Sì, allora il pomodoro è una crop, ha un'importanza abbastanza grande a livello mondiale, a livello globale, un po' per tutti. Coraseed l'ha presa particolarmente a cuore, infatti ha iniziato a fare degli investimenti per quanto riguarda la ricerca qualche anno fa in Turchia, acquistando una stazione di ricerca, e adesso negli ultimi anni ci stiamo ampliando, avendo delle stazioni di ricerca in Sicilia, in Spagna, in Medio Oriente. Questo perché Coraseed crede tantissimo nella ricerca del pomodoro e sta registrando delle crescite annuali non indifferenti. Le sfide quali sono? Le sfide sono quelle di avere a che fare con un mercato per certi versi stabile, per certi versi tanto variabile. Tanto variabile perché ci sono diversi segmenti nel pomodoro in generale, abbiamo il grappolo grosso, abbiamo il frutto singolo, abbiamo il datterino, diversi segmenti, e quindi
andare dietro con una ricerca specializzata e indirizzata per ogni singolo segmento non è una cosa semplice e facile. Costa sia soldi sia ricerca, cioè voglio dire a livello di personale, di investimento del personale, però i risultati si hanno e quindi stiamo continuando in questo senso. Abbiamo visto un grandissimo interesse da parte dei vostri ospiti che oggi sono stati qua in serra, nonostante le temperature, nonostante molti di loro sono siciliani, in realtà sono usciti dicendo ma è fresco, è tutto molto soggettivo. Chi arrivava dal nord o dall'est Europa invece era distrutto, le temperature del Cesenati li hanno stesi. Ma scherzi a parte, quali sono gli aspetti che più interessano poi quelli che saranno, quelli che utilizzeranno le vostre sementi? Sì, allora oggi una cosa che sta particolarmente a cuore agli agricoltori in generale sono le nuove sfide per quanto riguarda le nuove malattie, le nuove virosi. Quindi sicuramente sulla ricerca del tomato browno, che è una nuova virosi, una nuova tra virgolette, l'ultima virosi arrivata che dà fastidio tra virgolette agli agricoltori per la coltivazione del pomodoro, è un qualcosa su cui Coraseed sta puntando la sua ricerca per avere degli ibridi resistenti. Altre sfide riguardano sicuramente le caratteristiche organolettiche del prodotto in sé, quindi il colore, la consistenza, il sapore, che spesso viene non dato il giusto valore che si dovrebbe, nel senso che il sapore è alla base per l'acquisto dei consumatori, quindi trovare il giusto equilibrio di un qualcosa che sia buono e redditizio per l'agricoltore è la nostra sfida. Un'ultima cosa, avete parlato tanto giustamente di qualità del prodotto pensando a noi consumatori, la qualità del seme per un produttore è il punto da cui partire? Sì, la qualità del seme è un qualcosa che è la base, perché dal seme poi nasce la pianta, poi dalla pianta nascono i frutti. E la qualità del seme è un qualcosa che è a noi molto cara, infatti ci sono tutti dei protocolli da seguire, ma non solo a noi, direi un po' a tutte le aziende sementiere di un certo livello, devono seguire dei protocolli, devono stare dietro a delle direttive sia nazionali che europee per garantire la qualità del seme non solo da un punto di vista fitosanitario, ma anche da un punto di vista, voglio dire, di germinazione, di qualità di piante ottenute, eccetera, eccetera. Bene, allora a questo punto io direi una breve pausa, la linea passa a Claudio, a